ritrovati all'ultima edizione della mattina del TG Flash di New Sicilia. I funerali di Patrizia Riola, bambina di 4 anni travolta da un'auto a Termini Imerese, si svolgeranno oggi nella chiesa madre del luogo alle ore 15:30. La piccola sarebbe stata travolta in contrada Chiarera, uscendo da un cancello sarebbe stata colpita da una Fiat 600. Alla guida del veicolo una donna di 51 anni, adesso è indagata per omicidio colposo. L'impatto è stato violentissimo, tanto che la sfortunata vittima avrebbe fatto un volo di diversi metri. Secondo una prima ricostruzione, la donna si sarebbe trovata davanti la bambina appena uscita da un cancello, ma altre testimonianze riferiscono che la piccola fosse tenuta per mano da un parente. Aveva 1 anno e mezzo invece la bambina ivoriana che ha perso la vita ieri mattina negando ad oltre 30 miglia dalla costa di Lampedusa dopo che la barca di metallo di 7 metri sulla quale viaggiava con la mamma si è ribaltata ed è affondata. La mamma in stato di shock si trova all'hotspot dove è stato portato anche il fratello dell'uomo che è morto a seguito del naufragio. Su motopesca c'erano i cadaveri della bimba e dell'uomo e altre 4 persone in condizioni critiche, fra loro anche un neonato che è stato tirato fuori dall'acqua prima che annegasse. Sull'altro peschereccio c'erano invece 28 superstiti e la salma di una donna. Incidente stradale autonomo ieri sera nel centro abitato di Carlentini, nello specifico in via dello Stadio, intorno alle ore 23:30. Il conducente del mezzo coinvolto nel sinistro ha perso il controllo e si è schiantato contro un palo della segnaletica. L'auto a causa dell'impatto si è capovolta e il guidatore non è riuscito a uscire dall'abitacolo. È stato necessario un intervento dei vigili del fuoco per estrarlo. L'uomo ha riportato fortunatamente lievi ferite. Nel 2022 registrati 1.362 incidenti stradali mortali e 1.489 vittime in Italia, in aumento rispettivamente del 7,8% e dell'11,1% rispetto al 2021. Lo riferisce la Polizia Stradale in un report, tuttavia tenendo presenti le limitazioni alla mobilità dello scorso anno e confrontando i dati con il 2019, gli incidenti mortali e il numero dei morti sono in calo dell'8,3%. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna nel pomeriggio alle ore 16. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.